Salve a tutti, vediamo ora un riassunto su come risolvere le equazioni trigonometriche elementari, cioè equazioni del tipo seno di x è uguale a un valore, coseno di x è uguale a un valore o tangente di x è uguale a un valore. Quindi disegniamo qui la circonferenza unitaria, ricordiamoci che questo punto ha coordinate coseno di x, seno di x. Se adesso a noi interessa la funzione seno, dobbiamo guardare la coordinata y di questo punto, quindi seno di x è uguale a un valore, dobbiamo mettere questo valore sull'asse y. E adesso non facciamo confusione, questa x non c'entra qui col sistema xy, questa x è l'incognita dell'equazione, potevamo volendo usare un'altra lettera, di solito si usa questa x adesso qua non c'entra con il sistema xy. Comunque, parlando del valore a, questo valore va visto sull'asse y e quindi vediamo che corrisponde a questo angolo che qui è indicato con x1 perché è un valore di x, e poi abbiamo un altro, questo sarebbe il valore base, no? Che viene calcolato proprio come arcoseno di a. Poi l'ho scritto in due casi perché ho scritto tutto facendo in gradi oppure in radianti, però in entrambi i casi abbiamo arcoseno di a, una volta è espresso in gradi, una volta espresso in radianti. E questo x2, vediamo qui come sono collegati questi due angoli, x1 è uguale a questo pezzo che manca qui, quindi x2 180 gradi meno il precedente x1, meno arcoseno di a. E qui 180 gradi è π radianti, x2 π meno arcoseno di a. E queste sono le due soluzioni di base, però pensiamo, se noi aumentiamo l'angolo di 360 gradi, cioè 2π radianti, abbiamo in pratica lo stesso angolo e quindi il valore del seno sarà uguale, quindi abbiamo infinite, a parte queste due, abbiamo infinite soluzioni aggiungendo multipli interi di 360 gradi oppure 2π. Quindi si scrive in generale x è x1, quel valore, più k per 360 gradi, x è x2 più k per 360 gradi, questo k mi dà il multiplo, quindi k appartiene a z, è un numero intero, cioè i numeri interi che possono essere anche negativi, cioè meno 2, meno 1, 0, 1, 2, questi sono i valori che sono dentro l'insieme z. E qua appunto la stessa cosa, x x1 più k per 2π, x x2 più k per 2π, k appartiene a z. Adesso vediamo una cosa simile per coseno di x uguale a b. Di nuovo lasciate stare che qua scrive x, non c'entra adesso qui con gli assi x e y, è solo il nome dell'incognita. Allora ricordiamoci, il coseno è la coordinata x del punto e quindi questo valore b lo dobbiamo vedere sull'asse x. E quindi qua mettendo il valore b sull'asse x vediamo che abbiamo un angolo x1 che ovviamente sarà arco coseno di b, e abbiamo questo valore x2 che così come è messo vediamo che è semplicemente il suo opposto, è meno arco coseno di b. E quindi le soluzioni, qui espresso in gradi, qui espresso in radianti, in radianti, e quindi abbiamo semplicemente che x è più o meno x1 più k per 360 gradi, con k appartiene a z. Scrivendo i radianti, x è più o meno x1 più k per 2π, per k appartiene a z. Poi abbiamo tangente di x uguale c. Allora ricordiamoci com'è definita tangente, è la coordinata y di questo punto, quindi qua questo valore, e allora questo valore corrisponde a questo angolo x1 che ovviamente sarà arcotangente di c. E qui ricordiamoci questo adesso, seno e coseno si ripetono ogni 360 gradi o 2π, sono periodiche di periodo 360 gradi o 2π. Invece tangente si ripete più frequentemente, il doppio. I valori della funzione tangente si ripetono ogni 180 gradi, cioè ogni π radianti, e quindi la soluzione di base la dobbiamo guardare tra 0 e 180 gradi e vediamo che qua ne abbiamo solo una, non abbiamo come prima due soluzioni di base, abbiamo solo una. Ok, allora la soluzione generica però si ottiene aggiungendo multipli di 180 gradi, x è x1 più k per 180 gradi, con k appartiene a z, o scrivendo i radianti 180 gradi e π, x è x1 più k per π, k appartiene a z. Adesso vediamo esempio numerico per tutti e tre.
e già che ci siamo facciamo che questi valori A, B, C li mettiamo in tutti e tre i casi negativi, perché qua nel disegno che ho fatto si vede come ho disegnato che A, B e C sono tutti positivi. In realtà funziona, tutto questo ragionamento funziona anche se sono negativi. Adesso vediamo l'esempio proprio con quello. Allora, dobbiamo risolvere seno di x uguale meno un mezzo. Allora, intanto ci può comunque tornare utile la tabella di valori che abbiamo per 30, 45, 60 gradi, seno, coseno, tangente. Allora, ci può dare una mano, perché adesso qua scrive seno di x uguale meno un mezzo, qui non abbiamo meno un mezzo, però guardiamo un mezzo. Seno di x uguale un mezzo per quale angolo? Per 30 gradi. Adesso qua aiutiamoci, no? 30 gradi sarebbe qua, però seno di x è coordinata y del punto. È abbastanza chiaro che qua sarà meno 30 gradi. Se io prendo meno 30 gradi, qui avrò il valore meno un mezzo, qui avrei avuto più un mezzo, e questo è un angolo. Il secondo si trova con la stessa regola, quindi il primo qua x1 è meno 30 gradi, il secondo si trova sempre la stessa regola, 180 gradi meno il precedente, 180 gradi meno 30, quindi 180 più 30, 210 gradi. E se andiamo a guardare qui, 210 gradi, cioè 180 più 30, anche questo mi dà lo stesso valore del seno. E scrivendo che radianti, questi meno 30 gradi sono meno pi sesti, e qui dobbiamo fare P meno P sesti, P più P sesti, quindi raccogliamo P, 1 più un sesto sono 7 sesti P. E possiamo scrivere sempre qua le soluzioni, come qua, qui avevamo sì, meno 30 gradi più k per 360 gradi, 210 gradi più k per 360 gradi, qui abbiamo meno p sesti più k per 2p, 7 sesti p più k per 2p, sempre k appartiene a z. Risolviamo coseno di x è meno radice di 3 mezzi. Aiutiamoci con la tabella, se qui scrivesse coseno di x è più radice di 3 mezzi, che angolo avremmo? 30 gradi, però attenzione qua col coseno, no, non è che avremo come soluzione meno 30 gradi, non funzionerà, perché il coseno di x è il valore qua sull'asse x. Se avessimo avuto radice di 3 mezzi avremmo avuto il valore qua, è 30 gradi, però vediamo che il valore è qua, e quindi abbiamo 150 gradi, sarebbe 180 meno 30. Sì, che in pratica si trova così, perché se scrivesse più radice di 3 mezzi avremmo 30 gradi, in realtà scrivendo meno il vero valore è 180 meno questi 30 gradi, 150 gradi, e sappiamo che il valore x2 è il suo opposto, meno 150 gradi, e abbiamo trovato questi due valori di base, e quindi possiamo scrivere x è più o meno 150 gradi più k per 360 gradi. Allora questo è corretto, però qualcuno preferisce non scrivere meno 150 gradi, cioè se tipo sono angoli compresi tra 0 e meno 90 gradi va bene, ma quando andiamo oltre qualcuno li preferisce esprimere come angoli positivi, cioè questo è corretto, però uno invece di scrivere meno 150 gradi potrebbe andare a scrivere proprio 210 gradi, vedete in realtà è lo stesso di qua, 210 gradi, uno potrebbe scrivere 150 gradi in un caso, nell'altro 210 volendo. Stessa cosa con i radianti, esattamente lo stesso ragionamento, qua 150 gradi e 5 sesti P, x2 è meno 5 sesti P, ma anche qui stesso discorso, si potrebbe esprimere come 210 gradi in radianti, stesso discorso. Va bene, vediamo ancora, tangente di x uguale meno radice di 3, guardiamo la tabella, se tangente di x fosse più radice di 3 avremmo l'angolo di 60 gradi, avremo un valore qua, però abbiamo meno radice di 3, allora qui è abbastanza chiaro che l'angolo è di meno 60 gradi, quindi x1 è meno 60 gradi, poi radianti è meno pi terzi, e abbiamo la soluzione generica meno 60 gradi più k per 180 gradi, k appartiene a z, qui abbiamo meno pi terzi più k appartiene a z, sì, qui stiamo attenti che bisogna aggiungere multipli 180 gradi o di p, non di 360 gradi. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.